Dopo lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, la linea Pontebana che sale da Udine verso nord veniva adoperata per rifornire il fronte fra l'Italia e l'Austria-Ungheria. Questa linea però, costruita con criteri economici ed a binario unico, non consentiva grandi traffici. Perciò venne deciso, per migliorare il potenziamento del fronte, di costruire una nuova linea ferroviaria. Questa linea inizia a Casarsa, poi sale lungo il tagliamento e raggiunge Spilimbergo. La linea poi doveva andare fino a Gemona. La ritirata di Caporetto bloccò i lavori dopo Spilimbergo e la linea rimase così incompiuta. Rimase così in esercizio come tronco isolato Casarsa-Spilimbergo. Questa situazione non mutò dopo la Prima Guerra Mondiale. Poi finalmente si dette il via ai lavori di completamento. La linea così raggiunse Pinzano e poi da Pinzano arrivò a Gemona. Era il 1930. Contemporaneamente venne costruita un'altra linea. Questa linea parte da Sacile, sempre sulla linea Udine-Venezia, e poi percorre il margine delle Prealpi friulane, toccando Magnago, Travesio e arrivando a Pinzano. Si realizzò così, sempre nel 1930, questa congiunzione fra Sacile e Pinzano. La situazione oggi è mutata. Con il passare degli anni, infatti, la relazione Sacile-Gemona cominciò ad acquistare una sempre maggiore importanza rispetto alla linea di Spilimbergo. Perciò divenne così linea principale per il traffico viaggiatori la linea Gemona-Sacile, mentre la linea Casarsa-Pinzano diventava così una diramazione. Si arriva così agli anni 60. Dichiarata ramo secco, la linea Casarsa-Spilimbergo-Pinzano viene chiusa all'esercizio. La linea non è mai stata smantellata. È rimasta anzi in funzione fino alla fine degli anni 80 come raccordo merci Casarsa-Spilimbergo, percorsa ogni tanto da qualche tradotta. I binari sono sempre lì. La linea non viene smantellata, ma non viene nemmeno riattivata. Si parlava di un progetto di farla rifunzionare cedendola alla regione Friuli-Venezia Giulia, ma per il momento non si è fatto niente. Intanto, come si è visto, la relazione principale era diventata la relazione Gemona-Sacile. E qui l'antico sistema del dirigente unico è stato sostituito con il nuovo dirigente centrale operativo di Pinzano, entrato in funzione nel 1994. Vediamo ora di fare un viaggio su questa linea, la ferrovia pedemontana. Siamo in stazione di Sacile, sulla linea Venezia-Udine, al chilometro 64 più 691, chilometro zero della linea pedemontana. L'automotrice della serie 668 è pronta per effettuare il viaggio come treno 6034. Questo filmato è stato realizzato prima dell'attivazione completa del DCO, perciò ora vedremo la linea com'era esercitata col sistema del dirigente unico. Il segnale di partenza si dispone ora a via libera, verde. Sotto vi è il triangolo velocità 30 e il numero 1 direzione linea pedemontana. Il dirigente movimento ha chiesto il nulla osta alla partenza al dirigente unico di Pinzano. Il fonogramma è stato di risposta nulla osta partenza treno 6034. Dopodiché il dirigente movimento dà l'ordine di partenza con la paletta di comando e il treno ora si avvia sulla linea pedemontana.
si esce in deviata dalla stazione di Sacile. Beh, normale. Si passa ora questa deviata e vediamo accanto i binari di corsa della linea Udine-Venezia. Questa parte così l'ho trovata. Adesso andiamo via con i motori e con gli altri. A posto. Siamo ora sul binario di corsa della linea pedemontana. In questo primo tratto la linea si affianca alla linea Udine-Venezia. Poi piega verso nord e abbandona l'altra linea che si allontana e contemporaneamente termina il filo aereo perché la linea è a trazione diesel. Velocità 80 su questo tratto di linea. Il treno si ferma quasi subito alla fermata di Sacile San Liberale. Questa fermata non esisteva ed è stata inaugurata alla fine degli anni 80 su richiesta della popolazione di Sacile. È una fermata molto usata soprattutto nel periodo scolastico. Ecco il nostro treno ora restarsi alla fermata di Sacile San Liberale. Anche perché L'ordine di partenza viene poi dato dal capotreno tramite la chiusura delle porte. Sul quadro di comando del macchinista appare la luce del blocco porte ed è questa luce l'ordine effettivo di partenza. Senza questa luce il treno non deve muoversi. Si riparte quindi ora da Sacile San Liberale in direzione delle montagne che si cominciano ad intravedere sullo sfondo. Poi la linea costeggerà tutte queste montagne e infatti la linea pedemontana. Qui vi è ora un importante passaggio a livello. E questa è la strada Pontebana. La strada che congiunge i centri della pianura friulana e poi prosegue verso Pontebba e Tarvisio. Vi è ora tutta una serie di passaggi a livello. Al momento in cui è stato girato questo film, vi era ancora l'antico sistema di chiusura ad orario, cioè 5 minuti prima del passaggio del treno. Oggi la situazione è mutata e i passaggi sono stati tutti automatizzati. Ora ci avviciniamo a un passaggio a livello e potremo vedere infatti la casellante che ha chiuso le sbarre e che presenzia il passaggio del treno, mostrando regolarmente la bandiera. Ecco intanto tavole di orientamento di un passaggio a livello che già allora era automatico, poi il triangolo ed ecco ora il segnale con la luce bianca lampeggiante che indica il corretto funzionamento lato strada delle luci rosse e dei campanelli. La velocità ora può salire qui a 100-105. Siamo in pendenza costante in salita del 15 per 1000.
Ecco ora un segnale d'avviso, verde avviso di via libera. Non è questo però un segnale di blocco, si riferisce al raccordo industriale Cimolai. Questo raccordo è ovviamente agibile soltanto in interruzione linea, sbloccando lo scambio. Lo scambio però è protetto da questi segnali. Se tutto è regolare, i segnali mostrano il verde da ambo le parti. Ecco il segnale che protegge il raccordo, verde, e poi un altro passaggio a livello con il posto di guardia. Così al chilometro 7+776 si arriva al raccordo industriale Cimolai. Sulle linee dirigente unico, le stazioni un tempo si chiamavano assuntorie. Vediamo ora questa tabella, 50-70, bisogna ridurre la velocità a 70, ma non è velocità di linea, è invece riferita proprio alla vicinanza della stazione. La stazione, come si è detto, un tempo si chiamava assuntoria, ma con i nuovi regolamenti si chiama fermata. L'antico assuntore oggi si chiama gestore. 5 minuti prima dell'arrivo del treno, se tutto è regolare, senza che nessuno gli dica niente, apre a via libera i segnali dalla parte del treno sopraggiungente. Quando è stato girato il film, Budoia aveva ancora i vecchi segnali semaforici. Ed ora vedremo il segnale d'avviso con l'ala gialla inclinata a 54 gradi che ci avvisa via libera. Poiché questi segnali non hanno la distanza regolamentare dei 1200 metri, allora prima vi è la tabella di riduzione velocità. Ecco il segnale d'avviso che avvisa via libera. I treni quindi devono ridurre la velocità, in modo da potersi fermare nel caso l'avviso indichi la via impedita. Il segnale di protezione con l'ala rossa inclinata a 54 gradi ci dà via libera. Ovviamente manca il segnale di partenza. In questi casi, quando manca il segnale di partenza, se i treni hanno fermata, l'ordine di fermata viene dato mediante una bandiera rossa davanti al fabbricato viaggiatori, oppure di notte un fanale a luce rossa. La mancanza della bandiera oppure una luce bianca di notte indicano invece il transito. Ecco la bandiera rossa, che poi viene tolta dal gestore. Siamo così arrivati alla prima fermata del dirigente unico, Budoia Polcenigo. Il capotreno dà ora l'ordine di partenza. Quando non vi sono incroci e non vi sono problemi, non succede niente. Il capotreno si limita a dare l'ordine di partenza. Mentre ora il nostro gestore telefona al dirigente unico e dice che il treno 6034 è giunto alle ore tali, è partito alle ore tali, in questo caso orario. Il dirigente unico davanti a sé disegna un grafico e su questo grafico traccia la marcia del treno e quindi decide eventualmente, in caso di ritardi, spostamenti di incrocio e di precedenze. Si riparte da Budoia, che come si vede un tempo aveva più binari. Manca ovviamente il segnale di partenza. E riprende la salita al 15 per 1000. Siamo ora arrivati vicini alle montagne e praticamente cominceremo a seguirle, a costeggiarle, da ciò appunto il nome di pedemontana. Indietro quello che fa al 60.
Io da Gemona potrei sì, per telefonare a Benzone, si dovrebbe telefonare in diretta. Ma dove? No, ma Benzone non c'è Benzone nessuno. vorrei telefonare, c'è una caserma a Benzone. Ah, beh, sì. Vorrei telefonare in caserma, Sì, sì. perché mio figlio doveva venire a casa. Si sono congedati tutti, io non l'ho visto a casa. Ma adesso che... No, ieri si sono congedati, stamattina gli altri, ma non l'ho visto. Quindi voglio telefonare perché se è stato Ha preso qualche giorno di R? ha preso parecchi giorni di R, se è stato se li fa. Lo aspettavo a casa. Non ti ha fatto sapere niente. Non ti ha fatto sapere niente. No, no. La velocità della linea è ora 105. Te li fanno fare non scappi neanche se vuoi. Devi averli presi gli ultimi 10 giorni. Ponte di ferro di 25 metri sul torrente Artugna. Da Messico, no? Qui vediamo, annullato con la croce, un segnale di passaggio a livello, dei nuovi segnali di passaggio a livello. Segnali che erano in fase di montaggio in vista dell'attivazione del nuovo dirigente centrale operativo. Budoia, quando è stato fatto il film, aveva ancora i vecchi segnali semaforici. Invece le stazioni successive hanno già i segnali luminosi. Però, comunque, al momento del film era sempre in vigore il sistema del dirigente unico. Pertanto, le stazioni erano presenziate sul posto dal gestore e il gestore manovrava l'apparato. Ecco un altro segnale di passaggio a livello annullato. Per questo motivo, tutte le stazioni che ora incontreremo hanno il segnalamento completo di protezione e di partenza. Ora la velocità qui nuovamente 50-70, perché infatti bisogna ridurla sempre per la questione dei segnali. Al momento del film, infatti, la stazione di Aviano era ancora in una posizione ibrida. Ecco il nuovo segnale di avviso non ancora funzionante e perciò annullato con le croci. Aviano quindi al momento del film si trova in una posizione, come si è detto, ibrida, metà coi segnali semaforici e metà coi segnali luminosi. Ora il segnale d'avviso, con l'ala gialla orizzontale, ci avvisa via impedita. Ecco il segnale di avviso e il macchinista frena. Se dopo l'ala orizzontale a via impedita il segnale di protezione viene trovato a via libera, significa velocità 30 e quindi entrata in deviazione. Ora il segnale di protezione, prima viene, vediamo qui, il nuovo segnale di protezione annullato, il vecchio segnale di protezione a quel tempo ancora funzionante ha l'ala rossa inclinata in basso, via libera. Però vi è anche un'ala gialla orizzontale, avviso di via impedita. Quest'ala gialla però è stata montata provvisoriamente, il vecchio segnale non aveva l'ala gialla, ma solo l'ala rossa, ma siccome adesso vi è il segnale di partenza rosso nuovo, è stata montata provvisoriamente quest'ala gialla, che comunque è fissa e non si dispone mai a via libera. Il nostro treno entra così in deviata in stazione di Aviano. Ed ecco l'incrocio con il treno 6033. Sulle linee di questo tipo, il personale dei treni interviene nel controllo degli incroci. Pertanto ora il gestore deve confermare al capotreno del nostro treno il 6033. Nel caso di incrocio la procedura è la seguente.
Non si fa come quando il servizio è regolare e i segnali vengono aperti ad orario. Il dirigente unico in questo caso ha chiamato il gestore di Aviano e gli ha ordinato: disponete scambi per ingresso treno 6034, cioè il nostro, perché bisognava mettere gli scambi in deviata, e poi aprite segnale al treno 6033 che entra in corretto tracciato perché arriva per primo. Doveva farlo in doppio. Poi adesso il capotreno del 6033 farà girare gli scambi, li ha già fatti qui girare per la nostra partenza. Vediamo il nuovo segnale di partenza verde col triangolo sotto, velocità 30, e adesso provvede a far girare gli scambi dall'altra parte per la partenza del proprio treno. Questa quindi è la procedura dell'incrocio. Il dirigente unico ordina al gestore quale treno far entrare per primo, in questo caso il treno entra in corretto tracciato, ma al tempo stesso di disporre gli scambi per l'entrata dell'altro treno, cioè la deviazione. Perciò un treno che entra in una stazione di linea dirigente unico per primo in caso di incrocio, davanti a sé ha degli scambi disposti in modo non conforme al suo arrivo. Ma infatti il regolamento circolazione treni dice che in questo caso bisogna considerare l'uscita ingombra, cioè appunto l'uscita non regolare per l'arrivo. Nel caso invece dei moderni apparati a CEI, l'apparato dispone gli scambi anche all'uscita per il binario dove arriva il treno, perché nel caso il treno non si fermi, gli scambi sono così preparati a ricevere il passaggio eventuale del treno senza venire tallonati. Qui questo non è possibile, ma come si è detto da regolamento il macchinista deve considerare appunto in uscita un ostacolo, l'uscita ingombra. Dopo la partenza da Aviano siamo nuovamente in salita del 15 per 1000, la velocità è ora 105. Sulla nostra sinistra si trova qui la grande base militare degli Stati Uniti d'America, della Forza Aerea degli Stati Uniti d'America, divenuta famosa in questi ultimi tempi della guerra di Bosnia. La stazione di Aviano infatti vede spesso anche convogli militari per mezzi diretti a questa base. Sulla nostra sinistra, sulle montagne, abbiamo il famoso Piano del Cavallo, la nuova celebre località turistica di Piancavallo, celebre per gli sport invernali. Tutti i passaggi a livello che ora incontreremo nel nostro viaggio sono in parte ancora manovrati a mano, ma in parte anche già automatici. Ed eccoci ora arrivare alla fermata di Marsure. In fondo al marciapiede la tabella di fine fermata. E poi segnali quello che vuoi, te li ritrovi sempre poi. Si riparte da Marsure, sempre in salita del 15 per 1000. Leggevo stamattina lì sul TV. Vediamo in fondo le montagne. Finora le abbiamo costeggiate ad una certa distanza
ma ora ci stiamo avvicinando ad esse ancora di più. Manca scorta. In pratica non c'è neanche la scorta di ricambio se si rompe qualcosa. Sì, sì. Attraversiamo ora questa zona che si chiama Jais. Abbiamo incrocio Magnago e abbiamo incroci E anche Osoppo. Uno Pinzano, uno Maniago e uno Osoppo. 37 è Magnago, 35 è Pizzano 39 Osoppo. e 39 lo troppo. 5397. E 5 3 3 9 7. È sonora questa? Sì, sì. Si sente tutto. Non sbagliate lì a gridare. Dopo la nostra partenza da Aviano, il gestore comunica al dirigente unico l'arrivo e la partenza di entrambi i treni. Di 30 metri sul canale di scarico della Valcellina. Questo canale passa in galleria sotto la montagna alla nostra sinistra che si chiama la Palla d'Altei. Sì. Anche te, che buttavi i bulloni sul piatto? Ma adesso anche lì che vicino non pensare, ho iniziato con i bulloni per dire che chiedono Di 7 metri sul torrente Chiavrezza. Il martello lo battono sempre dove la gente vuole, non cambiano mai posizione, la gente si stanca e dopo la stanca. Pizzicano la tredicesima nelle palle. Io non so che io l'anno scorso avevo fatto 43 Tavole di orientamento di un segnale d'avviso del tipo distanziometrico 4321. In pratica avevo già 2,8 di stipendio e 2,750. Il segnale d'avviso mostra due luci verdi sovrapposte e quindi un segnale d'avviso di passaggio a livello. Si tratta questo dei nuovi segnali di controllo dei passaggi a livello automatici. Ed ecco ora, con le strisce inclinate, le tavole di orientamento del segnale di protezione del passaggio a livello.
Questo segnale mostra a via libera anche due luci verdi sovrapposte. Questi nuovi segnali di passaggio a livello sono stati fatti per evitare problemi alla circolazione. Infatti i vecchi segnali, che erano fatti come gli altri segnali, in caso di via impedita imponevano tutta una serie di precauzioni per i loro superamenti. In questo caso invece, se il segnale è rosso, basta fare poi la marcia a vista sul passaggio a livello. Ecco ora le tavole di orientamento del segnale d'avviso di Montereale. Giallo lampeggiante, avviso anticipato di via impedita. Qui sono in funzione ora i nuovi segnali luminosi. Comunque la stazione è considerata fermata di dirigenza unica e quindi sottoposta alle regole del dirigente unico. In questo caso però non vi sono incroci e perciò ad orario è stato aperto il segnale di protezione. Ed ecco ora, dopo le tavole di orientamento, il segnale di protezione giallo che ci dà via libera con avviso di via impedita. Siamo così arrivati al primo punto culminante della linea, 295 metri sul mare, la stazione di Montereale Valcellina, che un tempo aveva 5 binari e adesso, come si vede, è decaduta. Qui sulla nostra sinistra abbiamo la bellissima valle del torrente Cellina, una valle di montagna incantevole dove si trova anche la località di Barcis con il suo celebre lago. Il torrente Cellina sbocca qui vicino in pianura e poi si allarga nella grande pianura friulana. Lo troveremo tra poco. Il nostro treno si ferma così a Montereale Valcellina. Poi il capotreno dà l'ordine di partenza. Siccome non vi sono incroci, la regola è quella di prima. Il gestore ha aperto i segnali ad orario ed ora, partito il treno, comunica al dirigente unico che il nostro treno è arrivato e partito alle ore, in questo caso orario. Poiché il segnale di partenza è stato già montato, eccolo qui con la sua luce verde che ci dà via libera. Inizia ora una complicata opera d'arte per il passaggio del torrente Cellina che è sboccato nella pianura. Infatti qui il letto del torrente è molto grande. Perciò, poiché era impossibile costruire un ponte così alto, ora abbiamo una discesa al 15 per 1000 che ci porta al viadotto sul Cellina. Siamo qui in una trincea. Cosa faccio? Vado più a lavoro e me lo fa fare. Perché io rinuncio benissimo. Alla fine della trincea inizia un terrapieno di 200 metri che poi ci porta in orizzontale sul viadotto del Cellina, lungo 254 metri. Ecco il viadotto del Cellina. Attraversiamo ora l'ampio letto del Cellina che generalmente, poiché questa è una zona arida, quando l'acqua è poca sparisce nel sottosuolo. Passato il viadotto abbiamo ora una controrampa dell'11 per 1000 che ci riporta in quota. Alla fine di questa rampa arriviamo al massimo punto culminante della linea, 298 metri sul livello del mare. Quindi c'è qualcosa sotto di diverso di quello che si pensa. La gente sta. E anche questi focolai in tutta Europa. Ecco intanto le tavole di orientamento di un segnale di avviso 4, 3, 2, 1. Ed eccoci ora al culmine della linea. 284 metri sul mare ed ecco l'avviso verde di Maniago.
avviso di via libera. Anche qui sono in funzione i nuovi segnali luminosi. Anche qui il gestore ha aperto i segnali come da regolamento del dirigente unico. Stiamo ora entrando fra le case di Maniago, un importante centro industriale. Ed ecco, dopo le tavole di orientamento, il segnale di protezione di Maniago. Con la sua luce gialla ci dà via libera con avviso di via impedita. Adesso a Maniago abbiamo 4 minuti, Ed ecco la stazione di Maniago. Maniago è il principale centro toccato dalla linea pedemontana. Tagliamo, mi sembra. La macchina di coda. Dovrebbe essere tutto. Ora il treno, che sin qui era composto da 2 automotrici, viene diviso. L'automotrice di coda, infatti, finisce qui la propria coda e dopo pochi minuti riparte in senso contrario come treno 6037 Maniago-Sacile. L'automotrice di testa, adesso sola, prosegue invece fino a Gemone. Si riparte da Maniago. Il nuovo segnale verde di partenza. Poiché il DCO non era ancora in funzione, ma funzionava il dirigente unico, questi segnali, anche se funzionanti, non danno l'indicazione di via libera di blocco, ma soltanto l'indicazione di via libera. Sarà poi con l'attivazione completa del DCO che questi segnali saranno collegati al blocco automatico conta assi che verrà attivato successivamente. Si riparte così ora da Maniago. Siamo ora in discesa media del 15 per 1000. Questa linea, dopo la grande salita da Sacile al culmine di Maniago, ora scende verso Pinzano. Si è detto prima che il fiume Cellina sparisce nel sottosuolo quando vi è poca acqua. Infatti, alla nostra destra, la pianura friulana è qui molto arida. Il confine della zona arida è proprio la ferrovia. A sinistra abbiamo la zona con le acque, la zona montana, e poi a destra la pianura con la zona arida. Qui i fiumi, salvo quelli più grandi come il Tagliamento, spariscono e perdono quasi tutte le proprie acque. Poi, nella zona verso Cervignano, Latisana, Portogruaro, prima del mare, le acque ritornano fuori ed è questa la cosiddetta zona delle resorgive. Dopo vanno fuori e chi ricordavi i capitali allora? Nuove tavole di orientamento di un segnale di avviso. Il segnale di passaggio a livello avvisa via libera coi 2 verdi sovrapposti. Io sarei dispiaciuto con una guerra perché è bellissimo il nostro paese. Il nostro paese è bellissimo, è tutta una sceneggiata
alla Mario Guerra napoletana. Se lei lo guarda sotto una certa ottica, è tutta una sceneggiata. Ecco ora le tavole di orientamento del segnale di protezione del passaggio a livello. Il segnale, con le due luci verdi sovrapposte, indica che il passaggio a livello è regolarmente chiuso. Si frena ora per fermare alla fermata di Fannacavasso. Vediamo questa tabellina bianca con due righe nere orizzontali. Queste tabelline indicano la posizione dei passaggi a livello protetti da segnali e servono per trovarli meglio nel caso di marcia a vista se i segnali indicano la via impedita. Ed ecco l'antica stazione di Fannacavasso, stazione con due binari, poi ridotta, questo ancora nel dopoguerra, quindi da molti anni, a fermata. Il nuovo marciapiede ha coperto lo spazio dove vi era il binario. Si riparte da Fannacavasso. Alla fine del marciapiede vediamo sempre il segnale di fine marciapiede. L'altra sera sono andato a cena lì in un ristorante vicino a Treviso e sentivo un dialogo a quattro su un altro tavolo. Uno era incazzato perché c'ha la BMW 735 di quest'anno, cioè da quello che ho capito è quello che costa 124 milioni. Poi ha preso uno scafo. Mi sembra che parlavano sui 300 milioni 400 e si lamentava di queste tasse che pagava. E allora noi eravamo lì in quattro, dicevo mia moglie, se io mi acquisto una Ferrari o acquisto una barca da crociera, non mi daranno mica fastidio di 7 o 10 milioni? No. Io non vado, faccio solo un assegno e basta, è finita. Perché se non ho le possibilità, non prendo una macchinetta piccolina, la barca ci va in gita come portano gli altri. E questi si lamentavano appunto perché avevano 2 o 3, poi la Mercedes parlavano. Nuove tavole di orientamento di un segnale di avviso. Ed ecco il segnale d'avviso giallo lampeggiante, avviso anticipato di via impedita. Si passa poi il viadotto Meduna, lungo 155 metri. Qui passa il torrente Meduna, sulla sinistra vi è la bellissima Val Tramontina, percorsa da questo torrente, dove si trova il lago di Ponte Eracli e più in su la località di Tramonti. Ed ecco ora le tavole di orientamento del segnale di protezione, luce gialla, via libera con avviso di via impedita. Dopo questa breve salita il treno si ferma così alla fermata di dirigenza unica di Meduno, e questa è la stazione che serve la Val Tramontina. Il gestore mette al verde il segnale di partenza e il capotreno
poi chiude le porte e dà l'ordine di partenza. Una macchina nuova, 3 anni fa, la Ford Fiesta. Il treno riparte così da Meduno. Naturalmente, anche qui, come prima, viene sempre seguita la procedura della dirigenza unica. Il gestore telefona al dirigente unico e comunica che il treno è giunto all'ora tale e partito all'ora tale, nel nostro caso orario. Il viaggio infatti si sta svolgendo regolarmente. Ecco ora il nuovo segnale di partenza che con la luce verde ci dà via libera. Noi problemi di classe non ne abbiamo mai avuti. Si continua in lieve discesa, un tratto posto questo in un'ampia pianura, anche se però abbiamo dei rilievi anche sulla nostra destra che ci separano dalla vera effettiva pianura, quindi siamo su una specie di piccolo altipiano intermedio. Che abbiamo uno stipendio, Man mano che le varie fermate comunicano al dirigente unico le ore, lui sempre davanti a sé disegna sul grafico la posizione dei vari treni. Comunque il dirigente unico ha poco lavoro rispetto al dirigente centrale di una linea, perché mentre il dirigente centrale controlla una linea di intenso traffico e quindi deve disegnare le tracce di tantissimi treni, alle volte in un turno possono essere anche un centinaio, il dirigente unico invece, che si trova su linee secondarie, tutto sommato fa una vita pacifica. Infatti, come vediamo qui, finora in questo momento sulla linea abbiamo soltanto 3 treni. Il nostro, quello che abbiamo incrociato ad Aviano, il treno partito da Maniago per Sacile, che era la seconda automotrice del nostro treno. Quindi, come si vede, il dirigente unico non ha eccessivamente da preoccuparsi per regolare la circolazione. Ecco ora tavole di orientamento di un segnale di avviso. Ed ecco il segnale d'avviso giallo lampeggiante, avviso anticipato di via impedita. Stiamo per arrivare alla stazione fermata, anzi di dirigenza unica, di Travesio. Ed ecco ora le tavole di orientamento del segnale di protezione. Possiamo vedere sulla sinistra questa chiesa isolata. Ecco il segnale di protezione giallo, via libera con avviso di via impedita. Siamo arrivati a Travesio. Il tratto Maniago-Travesio è un tratto privo di traffico merci.
Salvo casi eccezionali, non circolano treni merci. Per ora vediamo qui sulla destra un notevole numero di carri merci. Infatti sulla linea pedemontana il traffico merci si svolge attualmente in questo modo. Sul tratto Sacile-Magnago, perché vi sono delle industrie, e poi qui, sul tratto Travesio-Gemona. Travesio è stata fatta, in questi binari che vediamo laterali, come una sorta di base di carico-scarico carri, o anche di trasporto carri a domicilio. Cioè le industrie della pianura qui intorno che vogliono servirsi del treno si appoggiano qui a Travesio. Si ferma a Travesio, anche qui il gestore ha aperto i segnali in base all'orario. Poi il capotreno dà l'ordine di partenza. Il segnale di partenza nuovo mostra il verde via libera. La finestrella di chiusura e poi... Il treno riparte. Ed ora nuovamente il gestore telefona al dirigente unico e comunica le ore di arrivo e di partenza del treno, specificando l'eventuale ritardo, ma nel nostro caso siamo sempre in orario. Quando avevo 10 anni, dove abitavo io c'era un operaio, allora autovetture, figli di operai o figli di operai le vedevano per la strada. C'era uno che si è preso, mi ricordo benissimo, una 600 bianca di loro, no? Il problema è che la tirava fuori la domenica, faceva il giro del quartiere e poi la metteva in garage e rimaneva seduto. Non è possibile. Viadotto sul torrente Cosa di 60 metri. Era il periodo del 54, primi televisori che venivano fuori, quindi era già un caso, io ero figlio, mio padre era macchinista a Gorizia a vapore, qui poi è stato trasferito a Venezia, guadagnavano già soldini rispetto 3 volte la paga di un operaio, ma certi lussi Viadotto sul Rugo di Valeriano di 48 metri. Il treno frena per fermare a Castelnuovo. Castelnuovo del Friuli un tempo era stazione, vediamo infatti a destra lo spazio dove si trovava il binario deviato e qui vi era anche un fabbricato viaggiatori uguale a quello delle stazioni che abbiamo visto prima. Ma poi, nel terremoto del 1976, questa stazione è andata completamente distrutta. Nei lavori di ricostruzione è stato fatto semplicemente quel piccolo gabbiotto in cemento. Prima sono stati bloccati gli scambi e poi il binario deviato è stato tolto. E così Castelnuovo, da stazione, è diventata fermata. Si riparte da Castelnuovo. Siamo ora arrivati alla zona più ricca di opere d'arte di questa linea. Adesso dovrei sostituire il possibile, ma lo faccio a Gemona per vedere. Beh, la propria chiusa. Sì, sì.
Possiamo vedere questo ponte che infatti aveva il posto per i 2 binari. E qui più o meno vi era il deviatoio estremo dell'antica stazione. Viadotto del Gercia di 120 metri e tavole di orientamento del segnale d'avviso di Pinzano. Il secondo viadotto del Gercia di 120 metri. Il segnale d'avviso luce gialla ci dà l'avviso di via impedita. Abbiamo poi la galleria Gercia di 142 metri. Poi la galleria Gorizia di 45 metri. Viadotto di 36 metri. Il treno frena per l'avviso di via impedita. Ecco ora le tavole di orientamento del segnale di protezione. Il segnale è ancora in fase di montaggio, funzionano solo le luci alte. Ed ecco ora luce verde, quindi luce gialla e poi luce verde, velocità 30 in deviata. Come si vede la luce bassa è anche spostata. Ed ecco ora la galleria Santissima Seconda di 90 metri. Qui ora da destra proviene la linea da Casars a Spilimbergo ed è su questa linea che si trova la galleria della Santissima Prima. Si entra così nel piazzale della stazione di Pinzano. Velocità 30 come da segnali. Pinzano al momento del film era ancora tutta in fase di ristrutturazione e quindi, come vediamo, i segnali erano ancora in fase di montaggio. Il segnale di protezione di avviso che abbiamo visto funzionava soltanto a metà con le luci alte. Qui il nostro treno d'orario all'incrocio con il treno 6035, però questo treno che fa Gemona-Pinzano è già ripartito da Pinzano per Gemona come treno 6032. Perciò il capotreno ora deve farsi confermare, in questo caso dal dirigente movimento, perché qui vi è il dirigente unico, l'incrocio e poi anche la partenza del treno verso Gemona, che noi ora seguiremo. Si riparte da Pinzano, sede del dirigente unico. Un tempo il dirigente unico si trovava a Spilimbergo quando funzionavano entrambe le linee, ma poi, a causa della chiusura dell'altra linea, è stato spostato qui. Ora non siamo più sulla linea Sacile-Gemona, ma in realtà siamo sull'antica linea Casarsa-Sacile-Gemona. Manca, come si vede, il segnale di partenza. La stazione era ancora in fase di ristrutturazione. Pinzano è il chilometro 52 più 755, fine della linea Sacile-Pinzano. Ecco ora la breve galleria Ponte Fosi di 39 metri. Ed ecco ora la galleria Pinzano di 459 metri, la più lunga della linea. Siamo qui nella zona della stretta di Pinzano, la zona dove il tagliamento sbocca nella grande pianura friulana. Adesso apro qui, lascia che chiudo anch'io. Qui un tempo vi erano anche dei segnali che indicavano una stazione.
La velocità in questo tratto di linea è ora 95. La stazione, come vedremo tra poco, non c'è più. Alla nostra sinistra vi è ora la valle del torrente Arzino che si addentra nelle Prealpi. E si passa ora il torrente Arzino con questo ponte di 100 metri e si entra nel piazzale dell'antica stazione di Forgaria Bagni-Anduins. Bagni-Anduins era una località termale sulla sinistra un paio di chilometri che oggi però non funziona più. Qui un tempo vi era una grande stazione con un vasto piazzale e con un notevole fabbricato viaggiatori, ma il terremoto del 76 ha distrutto tutto. Ecco cosa resta oggi: un piccolo gabbiotto di ricovero. Dopo il terremoto qui venne posto addirittura un autobus e per un certo periodo fu questo autobus che servì da ricovero. Vediamo qui il binario fra due marciapiedi. Infatti il binario di corsa dell'antica stazione aveva il marciapiede a destra. Poi, con l'eliminazione della stazione e la costruzione della fermata, è stato fatto il marciapiede a sinistra. Il binario è quindi incassato fra due marciapiedi, ma è solo quello di sinistra che funziona per il servizio viaggiatori. Si riparte da Forgaria. Siamo ora in salita del 5 per 1000. Come era fatta, perché ho dormito la sera prima nel dormitorio. La sera dopo il mio collega si è salvato in una maniera miracolosa. Che un macchinista di Udine che era amico suo, lui si faceva un treno e si arrivava alle 6 di sera a Gemona e si prenotava a Gemona e si faceva il primo di mattina che si veniva giù. Questo macchinista ha insistito perché va via cena a casa sua a Udine, ma non voleva andare perché di solito è così, diretto al centro di Gemona. Poi quando le 9 ti coricavi, leggevi qualcosa, insomma l'ha strascinato quasi ad Udine. E tornando indietro la sera alle 11 con l'ultimo, ad Artegna si sono fermati, erano sulle 11 di sera. E non sono più passati. Il terremoto quando è venuto? Alle 7, 8 di sera, era maggio, 8 e mezza. sulle 8 di sera circa. Mentre capotreno. Stiamo qui ora costeggiando il fiume Tagliamento che si trova sulla destra a circa 200 metri. Sono rimasti sotto. Segnali di passaggio a livello in fase di montaggio. Il treno si ferma ora alla fermata di Cornino, chilometro 35 più 823.
Il fatto che qui siamo al chilometro 35, mentre a Pinzano, come si è detto, eravamo al chilometro 52, è dovuto appunto al fatto che ora il chilometraggio non è più da Sacile, ma bensì da Casarsa, perché questa per il servizio lavori è la linea originaria, cioè la linea Casarsa-Spilimbergo-Pinzano-Gemona, cui si è poi attaccata la diramazione Sacile-Pinzano. Ed ecco la fermata di Cornino, anche qui il fabbricato è nuovo dopo terremoto. Un alto segnale di passaggio a livello in fase di montaggio. Ed ecco il passaggio a livello all'epoca del film ancora manovrato a mano. E lo fuma lì. Avevano ancora da lavorare, c'era subito un po'. Si riparte da Cornino ed ora bisogna superare il fiume Tagliamento. Ed ecco il primo ponte del fiume Tagliamento di 170 metri. Il fiume qui è infatti diviso in due grandi bracci. Questo è il primo. Al centro vi è questa isola boscosa che si chiama Colle Clapat. Ed ecco ora il passaggio del ramo principale del Tagliamento, con il secondo ponte del fiume Tagliamento di 506 metri. E questo è il ponte più lungo della linea Gemona-Sacile. Ci stiamo ora avvicinando alla località dove sorgeva la fermata di Cimano. Anche questa fermata è stata distrutta dal terremoto del 1976. Poi è stato costruito un piccolo fabbricato provvisorio, eccolo qui, ma poi si è deciso di chiudere tutto e quindi praticamente dall'inizio degli anni '80 la fermata di Cimano è stata soppressa. Siamo in lieve salita del 4 per 1000. Velocità 90. Nuovamente la tabella 50-70 per la posa dei segnali. In questo tratto finale di linea, infatti, ai tempi del film i segnali erano ancora semaforici. Ed ora dobbiamo aspettarci i segnali semaforici della prossima stazione. I segnali semaforici oppure luminosi italiani sono sempre posti a sinistra. Qui invece eccezionalmente i costruttori della ferrovia posero a suo tempo i segnali a destra. Il motivo è ignoto. Ecco quindi il segnale d'avviso posto sulla destra invece che sulla sinistra.
La stessa cosa succedeva anche ad Osoppo. Ecco il segnale che avvisa via libera con l'ala in basso. L'ala gialla a coda di pesce. Maiano e Osoppo erano così due stazioni eccezionali nella rete FS per la posa curiosa di questi segnali. Ed ecco ora il segnale di protezione, anche lui anormalmente a destra, con l'ala rossa inclinata in basso che dà via libera. E si entra così nel piazzale della stazione, anzi fermata di dirigenza unica, di Maiano. Così era la stazione di Forgaria e anche quella di Castelnuovo prima del terremoto. La stazione di Maiano invece, come si vede, ha resistito. Davanti alla stazione vi era la bandiera rossa per la fermata, poiché manca il segnale di partenza. Siamo ora nuovamente nel vecchio sistema della dirigenza unica. Ora il gestore ha tolto la bandiera rossa e il nostro treno può ripartire. Questo tratto di linea ai tempi del film era ora pericolosissimo. Una serie di passaggi a livello tutti incustoditi. Ed ecco infatti cosa succede. Sono successe anche delle disgrazie per l'impazienza degli automobilisti. Era veramente vergognoso che questi passaggi fossero assolutamente privi di ogni protezione, soltanto la croce di Sant'Andrea. Ora però, per fortuna, con il nuovo DCO tutto è stato rimediato. Vediamo il segnale rovescio, anche questo montato normalmente dall'altro lato del binario. Continua la sfilata dei passaggi a livelli incustoditi. In fondo vediamo le montagne e in quella grande V si trova Carnia. Lì passa la linea Pontebana verso Tarvisio. Il primo monte a sinistra della V è il monte San Simeone. Sotto questo monte si trovava l'epicentro del grandioso terremoto del 1976. Ci stiamo ora avvicinando ad Osoppo. Osoppo è importante perché vi si trova una ferriera e in questa ferriera vi è un grande traffico merci, quindi una serie notevole di treni merci porta materiale ferroso ad Osoppo. Questi treni però provengono tutti a trazione elettrica da Udine a Gemona e poi da Gemona vanno ad Osoppo. Per questo motivo la stazione è stata rimodernata. La stazione è stata rimodernata e dotata dei segnali luminosi e in più anche dell'elettrificazione. Ecco il segnale di avviso, luce gialla lampeggiante, che però non ha tavole di orientamento, forse perché vi è rettilineo, avviso anticipato di via impedita. Altro passaggio incustodito. Ed ecco la luce gialla del segnale di protezione. Via libera con avviso di via impedita. Anche questo senza tavole di orientamento. E il treno entra in stazione di Osoppo e ritorna ora sotto la catenaria. Ed eccoci ad Osoppo.
dove, come si è detto, vi è la grande ferriera che si trova qui sulla destra. Vediamo anzi dei carri merci, dei treni che portano il materiale ferroso. La stazione è comunque sempre fermata di dirigenza unica con un gestore. È il capotreno che provvede a tutto. Il nostro treno si ferma così ora ad Osoppo. Sempre nel principio della dirigenza unica, il gestore ha aperto i segnali e poi quando il treno riparte comunica le ore. Quando sulla dirigenza unica vi sono incroci, se nell'orario di servizio si trova una piccola clessidra nera, il capotreno è esonerato dal controfirmare il giunto. Se invece questa clessidra manca, il capotreno deve recarsi all'interno del fabbricato, comunicare col dirigente unico e controfirmare il dispaccio di giunto del proprio treno. Generalmente però oggi sulle poche linee rimaste a dirigenza unica in quasi tutti gli incroci non si controfirma il giunto. Si riparte da Osoppo. Siamo sotto la linea aerea. Questa trazione elettrica Gemona-Osoppo è stata inaugurata nel 1992. Adesso però in questo momento, 1995, il servizio è stato sospeso ed è nuovamente effettuato a trazione diesel. Ecco il segnale di partenza verde che ci dà via libera. In quella solita politica discutibile di risparmio di personale, le FS sono giunte alla conclusione che conviene più usare la trazione diesel che far fare ai treni la trazione elettrica in questo breve tratto, perché in questo modo è possibile subito far ripartire la macchina da Gemona verso Udine e si guadagna sul tempo di lavoro dei macchinisti. Il discorso potrà essere validissimo, però allora viene da domandarsi perché si è elettrificato questo tratto di linea, che al momento è privo di tensione ed è praticamente abbandonato. È da sperare naturalmente che, avendo questa struttura tutta pronta, poi ci possa essere un ripensamento e il servizio tornare regolare. L'ultima breve salita al 5 per 1000 verso Gemona. Si passa ora sotto la statale Pontebana mentre la velocità scende a 70. Qui un tempo vi era un pericolosissimo passaggio a livello, eliminato poi con questo cavalcavia. E questa è una strada trafficatissima, quindi immaginiamoci cosa succedeva ai tempi dei passaggi a livello con le chiusure ad orario. Ed ecco le tavole di orientamento del segnale d'avviso di Gemona. Il segnale mostra luce gialla, avviso di via impedita. Ora la linea prende un nuovo tracciato. Infatti, con l'attivazione del nuovo tracciato della ferrovia Pontebana, la ferrovia ora ha subito una variante. Vediamo il punto di separazione. Il binario prima si allontanava qui, sulla sinistra, perché ora bisogna infatti salire sul rilevato della nuova ferrovia, che si trova più alto di 5 metri rispetto al vecchio tracciato. Questo per eliminare i passaggi a livello. Il nuovo tracciato quindi qui si affianca al vecchio ed ora il segnale di protezione è rosso, via impedita. Però sotto il segnale sono accese due luci bianche lampeggianti, il cosiddetto segnale di chiamata.
significa avanzare con marcia a vista. Il treno però prima da regolamento deve fermarsi. Poi, dopo la fermata, si può ripartire con marcia a vista all'interno della stazione. Rosso con sotto i due bianchi lampeggianti, il segnale di chiamata. Questo segnale è un segnale di emergenza. Lo si usa in genere quando i segnali non funzionano. In questo caso però lo si deve usare per ogni treno. La stazione di Gemona, infatti, quando è stato fatto il film, era ancora incompleta e pertanto dal lato della linea pedemontana i segnali non erano ancora regolarmente funzionanti, pertanto il segnale di protezione era sempre bloccato al rosso. Perciò treno per treno bisogna attuare questa procedura. Naturalmente per azionare il segnale di chiamata bisogna spiombare un tasto e poi fare un'apposita annotazione su un registro. Ed ecco la linea pedemontana finire in stazione di Gemona. Vediamo da destra provenire i binari della nuova linea Pontebana a doppio binario Udine-Tarvisio. Vediamo sulla sinistra in basso il vecchio tracciato e qui vi era anche la congiunzione fra la vecchia linea pedemontana e la vecchia linea Pontebana. Siamo ora più alti. Qui sulla sinistra poi sorgerà tutta una serie di nuovi binari destinati al traffico viaggiatori di Gemona. Stazione a questo momento ancora incompleta. Il treno con marcia a vista arriva così in stazione di Gemona, che in questo momento, in questo punto, ha soltanto due binari e quindi praticamente si deve fermare sul binario di corsa. Vediamo il fabbricato viaggiatori di Gemona, costruito nel discutibile stile, come dice l'architetto, di un vagone merci. Il nostro treno 6034 finisce così il suo viaggio in stazione di Gemona. Vediamo intanto arrivare un treno navetta che dà la coincidenza verso Udine. Il manovratore con la bandiera rossa ci indica il punto d'arresto per non impegnare il passaggio, perché infatti al momento non abbiamo ancora il sottopassino. Il ciclo ora si completa con la trasmissione del giunto del treno da parte del dirigente movimento di Gemona al dirigente unico. E vediamo ora la nostra automotrice ferma sul binario di corsa della stazione di Gemona in attesa di ripartire per Sacile. Ora per il viaggio di ritorno cambiamo treno. Viaggiamo con il treno 6029 da Gemona a Sacile e cambiamo anche epoca. È passato un anno dal viaggio precedente. Il motivo del cambio di questo filmato è che nel frattempo è stato attivato il dirigente centrale operativo, il DCO. Perciò ora vediamo la linea nell'altro senso, ma con il nuovo sistema moderno. La partenza. Il dirigente movimento chiede la via libera al DCO che la concede. Ora la linea ha il blocco automatico con tassi e poi viene a dare l'ordine di partenza. Il segnale comunque di partenza non funziona. La stazione di Gemona è ancora in fase di lavori e pertanto i segnali della linea di Sacile non funzionano, sono sempre bloccati al rosso. Perciò in arrivo ci vuole il segnale di chiamata, in partenza invece si parte con la prescrizione che il segnale è rosso. Dal punto di vista paesaggistico questa linea Se
il segnale funzionasse regolarmente, mostrerebbe luce rossa-verde, cioè velocità ridotta, e l'indicatore di direzione il numero 2, cioè la direzione di Sacile. Ecco ora il segnale di partenza rosso. In futuro questi treni partiranno qui vicino, nel posto dove che vediamo sorgeranno altri 2 binari. E qui avremo poi i segnali di partenza nuovi per la linea di Sacile. Ecco ora lo scambio dove inizia la linea pedemontana. Vediamo allontanarsi a sinistra la nuova linea Pontebbana verso Udine. Si percorre qua il nuovo tracciato della linea, mentre prima la linea passava più sotto. Il tracciato che nel precedente filmato era ancora visibile, ora invece è stato riempito con del materiale. Ora però possiamo vedere ancora delle tracce del vecchio tracciato in basso. Si comincia subito a scendere in discesa del 5 per 1000. Ed ecco ora il punto dove i 2 tracciati si congiungono, il vecchio e il nuovo. Le tavole di orientamento ci annunciano il segnale di avviso, mentre passiamo sotto il ponte della strada Pontebbana, dove vi era il passaggio a livello. Il segnale d'avviso, luce gialla lampeggiante dall'avviso anticipato di via impedita. Ponte di 25 metri sul canale Ledra. Ed ecco ora le tavole di orientamento del segnale di protezione. Il segnale luce gialla dà via libera con avviso di via impedita e si arriva così alla stazione di Osoppo. Osoppo è al servizio della Grande Ferriera e qui vi è pertanto un intenso traffico merci fra Gemone e Osoppo. Per questo motivo la linea è stata elettrificata, anche se oggi nel solito clima di economie discutibili si è ritornati alla trazione diesel, rendendo per il momento questo lavoro inutile. Si spera che in futuro venga nuovamente riadoperata la trazione elettrica. Ad Osoppo il nostro treno avrebbe d'orario un incrocio con il treno 6026, però oggi è domenica e il treno è soppresso, pertanto l'incrocio non c'è. Ecco la stazione telecomandata dal dirigente unico. Vedremo ora i dispositivi della stazione al servizio del capotreno e le campanelle e il segnale del telefono. Posso andare quando chiudi, Il segnale di partenza si è disposto a via libera, il capotreno dà l'ordine di partenza.
Possiamo vedere la stazione piena di carri merci, appunto, che hanno portato materiale alle ferriere di Osoppo. Queste ferriere si trovano sulla sinistra ed ora uscendo possiamo vedere sulla sinistra i binari verso le ferriere. Ecco il segnale di partenza verde e a sinistra il raccordo delle ferriere. Finisce ora qui la linea aerea. Si riprende a scendere in lieve pendenza del 4x1000. I passaggi a livello che qui, come si ricorda nel filmato precedente, erano incustoditi, ora sono diventati protetti da sbarre e dai segnali. Ed ecco ora le tavole di orientamento del segnale d'avviso di Maiano. Giallo lampeggiante, avviso anticipato di via impedita. Ecco ora le tavole di orientamento del segnale di protezione. Luce gialla, via libera con avviso di via impedita. Ed eccoci in stazione di Maiano. Come si è visto in quest'ultimo tratto, due pericolosi passaggi a livelli sono stati anche chiusi. Il treno si ferma in stazione di Maiano. Il segnale di partenza passa al verde, poi il capotreno chiude le porte e dà l'ordine di partenza. Per il macchinista vale come sempre per ordine di partenza il segnale del blocco porte. Si riparte da Maiano. Segnale di partenza verde, via libera.
Si riprende a scendere al 4 per 1000 con velocità 95. Vediamo sullo sfondo la collina di Pinzano. A sinistra di questa si trova Pinzano e noi vi passeremo sotto aggirandola sulla sinistra. Ecco ora il ponte sul fiume Ledra di 20 metri. Ci stiamo ora avvicinando al chilometro 38, dove un tempo sorgeva la fermata di Cimano. Distrutta dal terremoto del 76, venne poi ricostruita con un piccolo ricovero in cemento armato, ma poi successivamente abbandonata. Percorrendo la prossima curva, anche se non vi è più traccia di marciapiede, possiamo vedere a destra, fra la vegetazione, il ricovero in cemento armato seminascosto. Eccolo. La linea ora piega per attraversare il grande fiume Tagliamento. Ed ecco il grande ponte, il secondo ponte del Tagliamento di 506 metri, mentre le tavole di orientamento ci annunciano il segnale d'avviso di un passaggio a livello. Il segnale mostra le due luci verdi sovrapposte, avviso di via libera. Siamo ora sull'isola al centro del fiume Tagliamento, denominata il Col Clapat, ed ora si attraversa l'altro braccio del Tagliamento con il primo ponte del Tagliamento di 170 metri. E poi ecco le tavole di orientamento del segnale di protezione del passaggio a livello. Il segnale poi, con le due luci verdi sovrapposte, ci dà via libera. Il treno frena per fermare alla fermata di Cornino. Ecco la tabella che identifica il passaggio a livello, bianca con due strisce nere. Ed ecco la tabella di fine fermata. Si riparte da Cornino.
riappare sulla sinistra il colle di Pinzano. La prossima fermata è Forgaria. Anche Forgaria era un tempo stazione, poi venne distrutta completamente dal terremoto del 1976. Poi come fermata venne messo un vecchio autobus provvisorio e poi fu costruito un piccolo ricovero. La stazione è così stata abbandonata ed è diventata una semplice fermata. Ed eccoci arrivare a Forgaria Bagni Anduins. Poiché ora il ricovero si trova dal lato opposto al marciapiede del binario di corsa, è stato costruito un nuovo marciapiede e perciò il binario è inserito fra due marciapiedi. A sinistra il vecchio marciapiede abbandonato di quando questo era il binario di corsa della stazione. La stazione era molto grande. I bagni di Anduins erano delle terme oggi chiuse nella valle dell'Arzino, circa 3-4 km verso destra. Qui a destra, in questo prato, vi era il piazzale merci della stazione. Dove finiva il piazzale, ecco ora il ponte in ferro di 100 metri sul fiume Arzino. Ora la velocità scende a 75.
Tavole di orientamento di un segnale di avviso. Ed ecco il segnale d'avviso di Pinzano, giallo lampeggiante, avviso anticipato di via impedita. Ed ecco ora la più lunga galleria della linea pedemontana. Si entra nella galleria di Pinzano, di 459 metri. Ecco le tavole di orientamento ora del segnale di protezione. Il segnale luce gialla, via libera con avviso di via impedita. E poi si passa la piccola galleria Ponte Fosi di 39 metri. Siamo qui proprio nella zona della stretta di Pinzano, dove il tagliamento esce in pianura. Ed eccoci arrivare alla stazione di diramazione di Pinzano, adesso sede del dirigente centrale operativo. Chilometro 28 più 553 della linea Casarsa-Spilimbergo Pinzano-Gemona ed inizio come chilometro 52 più 756 della linea Sacile-Pinzano. Ecco la stazione di Pinzano tutta rinnovata. I segnali sono più avanti, a fine marciapiede vi è il ripetitore. Ora il ripetitore si accenderà mostrando due luci bianche sovrapposte, il che indica che il segnale di partenza è disposto a via libera. Si riparte da Pinzano. La stazione, come si vede, ha cambiato completamente volto e da un impianto quasi abbandonato e trascurato è diventata una stazione moderna. Ecco ora il segnale di partenza che con la luce verde ci dà via libera. Non vi è però indicatore di direzione. Infatti la linea che si allontana sulla sinistra, l'originaria linea Casarsa-Pinzano, è chiusa all'esercizio. Qui ora vi sono due gallerie, una sulla linea Casarsa-Pinzano in basso e una sulla nostra linea. Tutte e due si chiamano la Santissima. E questa è la Santissima Seconda, perché è nata appunto per seconda, di 1,90 m. Siamo ora in una zona con notevoli opere d'arte. Viadotto di 36 metri. Galleria Gorizia di 45 metri. Galleria Gercia di 142 metri. Secondo viadotto del Gercia di 120 metri.
primo viadotto del Gercia di 120 metri. Ed ora qui vi era lo scambio estremo della stazione di Castelnuovo, come indicato anche dal ponte molto largo. Ora, sulla sinistra vi era il binario deviato della stazione di Castelnuovo del Friuli, distrutta nel 1976. Venne poi costruito un ricovero provvisorio, gli scambi vennero bloccati e poi si decise di trasformarla definitivamente in fermata. Ed eccoci a Castelnuovo nel Friuli, un tempo stazione ed ora fermata. Turistiche però. Turistiche però. Non hanno pubblicità. Si riparte ora da Castelnuovo. Pomeriggio si sale la gente perché ci sono quelli gli universitari che formano. Siamo qui alla fine ora dell'antico piazzale della stazione di Castelnuovo nel Friuli. Ci sono i studenti, allora si vede la mattina, a mezzogiorno quando rientrano, c'è poi il formatore. Qui vi era lo scambio estremo. E si arriva subito al viadotto sul Rugo di Valeriano, di 48 metri. Siamo ora al viadotto sul torrente Cosa di 60 metri ed ecco le tavole d'orientamento del segnale d'avviso di Travesio. Giallo lampeggiante, avviso anticipato di via impedita. Ed ecco ora le tavole di orientamento del segnale di protezione. Giallo, via libera con avviso di via impedita. E si entra così in stazione di Travesio. E questa è la stazione dove finisce qui il servizio merci sul tratto Gemmona-Travesio, stazione di appoggio per le ditte della zona. Ora, da Travesio a Maniago siamo sul tratto senza servizio merci.
segnale di partenza passa il verde, poi il capotreno dà l'ordine di partenza. Si riparte da Travesio. Vediamo sulla sinistra il piazzale destinato al servizio merci. Oggi è domenica ed è vuoto. Vediamo anche sulla destra la caratteristica chiesa isolata, l'antica chiesa di Travesio. Ed ecco il segnale di partenza verde. Siamo ora qui in una specie di piccolo altipiano, diviso da alcune colline dalla vera e propria pianura. Vediamo le montagne e sulla destra il solco, che ora sta scomparendo dallo schermo, della Val Tramontina. Ecco le tavole di orientamento del segnale di avviso. Il segnale luce gialla lampeggiante ci dà via libera con avviso anticipato di via impedita. Ed ecco ora le tavole di orientamento del segnale di protezione.
segnale luce gialla via libera con avviso di via impedita. Si entra così in stazione di Meduno. Da qui si può partire poi per la Val Tramontina, che si trova sulla nostra destra, una bellissima valle che si addentra fra le montagne, dove vi è il lago di Ponte Eracli e poi più avanti la località di Tramonti. Un'arditissima strada sale poi al passo di Monte Rest, da dove si può scendere nella valle di Ampezzo. Segnale di partenza al verde e poi via libera del capotreno. Ora una lieve discesa ci porta al viadotto sul Meduna. Ed ecco il viadotto sul torrente Meduna di 155 metri. Il torrente Meduna viene dalla Val Tramontina. Siamo ora qui al confine della zona arida della pianura friulana, sulla sinistra. I fiumi qui spariscono nel sottosuolo e poi riappaiono nella zona di Cervignano Portogruaro, alla cosiddetta linea delle Resorgive. Si riprende ora a salire. Ed ecco tavole di orientamento di un segnale di avviso. Il segnale è di passaggio a livello e mostra coi due verdi sovrapposti avviso di via libera. In questa discesa al viadotto e poi salita successiva vi è una specie di piccola ripetizione di quanto avviene al viadotto del torrente Cellina, prima di Montereale. Il treno ora si ferma a Fannacavasso. Ed ecco le tavole di orientamento del segnale di protezione del passaggio a livello. Ed ecco Fannacavasso, un tempo stazione e poi trasformata in fermata.
Si riparte da Fannacavasso. Ecco il segnale coi due verdi sovrapposti che protegge due passaggi a livello ed ecco la tabella bianca con le due strisce nere orizzontali che identifica il primo passaggio a livello. Queste tabelle servono quando nel caso di marcia a vista si deve superare il segnale di protezione del passaggio a livello disposto a via impedita. Questo segnale protegge due passaggi a livello. Ecco ora il secondo passaggio a livello, anch'esso preceduto dalla tabella bianca con le due strisce nere. Si continua sempre a salire, pendenza media del 14 per 1000. Le tavole di orientamento del segnale d'avviso di Maniago. Ecco il segnale d'avviso giallo lampeggiante, avviso anticipato di via impedita. Ed ecco le tavole del segnale di protezione. Ed ecco il segnale luce gialla, via libera con avviso di via impedita. Si entra così in stazione di Maniago, il centro più importante della zona ed il centro più importante toccato dalla linea pedemontana. Una cittadina, oltre che agricola, anche industriale, famosa per le coltellerie. No. Va bene.
si riparte da Maniago. Da Maniago a Sacile vi è nuovamente il traffico merci. Ed ecco ora il segnale di partenza verde, via libera. Si continua a salire al 15 per 1000 verso il punto culminante della linea. Ed eccoci ora al punto culminante della linea, 298 metri sul livello del mare. Inizia poi la complessa opera d'arte per l'attraversamento del Cellina dal letto larghissimo. Si scende ora in rampa dell'11 per 1000 verso il viadotto del Cellina. Il solco del fiume è molto ampio e pertanto, nell'impossibilità di costruire un lunghissimo ed altissimo viadotto, si è ricorsi a questo espediente. Prima ora si scende in questa trincea Ecco intanto le tavole di orientamento dell'avviso di Montereale. Poi alla fine della trincea vi è un terrapieno di 350 metri e poi, mentre l'avviso ci dà giallo lampeggiante, avviso anticipato di via impedita, dopo il terrapieno si passa finalmente il Cellina in orizzontale con un viadotto di 254 metri. Poi vi è un altro terrapieno di 200 metri e poi si sale nuovamente in trincea al 13 per 1000. Intanto le tavole di orientamento ci annunciano la protezione di Montereale. Il segnale è giallo, via libera con avviso di via impedita. Si entra così in stazione di Montereale Valcellina, un tempo molto grande ed ora ridotta di binari. Qui d'orario il nostro treno dovrebbe avere un altro incrocio. Il treno però è soppresso perché il filmato è stato girato in luglio e su questa linea, nel periodo estivo, per risparmiare personale, vengono soppressi molti treni. Indubbiamente un peccato, la linea, col dirigente centrale operativo, è ora un piccolo gioiello con una grandissima potenzialità di treni, così come sono gli impianti ne potrebbe avere una novantina al giorno, mentre in realtà sono molto pochi. Montereale Valcellina, 295 metri
sul livello del mare, il secondo punto culminante della linea, soltanto 3 metri in meno dell'altro culmine prima di Maniago. Si riparte da Montereale, il segnale ha mostrato il verde ed ora inizia la discesa verso Sacile. Il traffico attuale sulla linea vede soltanto 14 treni viaggiatori che la percorrono tutta in ambo i sensi. Poi vi sono 10 treni che percorrono però soltanto tratti limitati, Maniago-Sacile oppure Pinzano-Gemona. E poi vi sono ancora un paio di treni merci sulla tratta Maniago-Sacile e sulla tratta Travesio-Gemona. Come si vede quindi la linea non è sfruttata nemmeno alla metà delle sue reali potenzialità e anzi spesso vi sono sempre voci di ramo secco e di imminente chiusura. Ponte sul torrente Chiabrezza di 7 metri. Ponte di 30 metri sul canale collettore della Valcellina. Questo canale viene dalla Valcellina e poi passa in galleria sotto la Pala d'Altei, sulla nostra destra. Si continua a scendere al 15 per 1000.
Tavole d'orientamento di segnale di avviso. Il segnale di passaggio a livello, 2 verdi sovrapposti, avviso di via libera. Tavole d'orientamento del segnale di protezione del passaggio a livello. Ed ecco il segnale, 2 verdi sovrapposti via libera mentre il treno ferma alla fermata di Marsure. Stiamo attraversando qui la zona denominata Jais. Si riparte da Marsure. È una linea di quelle che faranno... lo so. Tavole d'orientamento di segnale d'avviso. Giallo lampeggiante, avviso anticipato di via impedita. Tavole d'orientamento del segnale di protezione. Luce gialla, via libera con avviso di via impedita. E si entra così in stazione di Aviano, la cittadina dove si trova la base militare americana dell'aeronautica, divenuta molto famosa in questi tempi della guerra di Bosnia. Questa stazione infatti è interessata ogni tanto da trasporti militari. Da Aviano si può anche salire alla località turistica creata dal nulla e molto celebre del Piancavallo.
e con una tabella proprio di informazione per il personale militare americano. La vecchia cabina degli apparati che adesso è vuota. Da qui si comandavano i segnali semaforici. Segnale verde, il capotreno dà l'ordine di partenza. Si riprende a scendere al 15 per 1000. Tavole di orientamento di segnale di avviso. Segnale di passaggio a livello, avviso di via libera, 2 verdi sovrapposti. Tavole di orientamento del segnale di protezione del passaggio a livello. Due verdi sovrapposti, via libera. Tavole di orientamento del segnale d'avviso di Budoia. Luce verde, avviso di via libera, segue subito il ponte di 25 metri sul torrente Artugna. In questo caso il segnale d'avviso mostra luce verde perché fra il segnale di protezione e il segnale di partenza vi è la distanza regolamentare di 1200 metri. Tavole di orientamento del segnale di protezione di Budoia. Luce gialla, via libera con avviso di via impedita. Ed eccoci entrare a Budoia Polcenigo, l'ultima stazione telecomandata dal dirigente centrale operativo.
Il segnale di partenza è già verde. Vai. Si riparte da Budoia ed ecco l'ultima discesa al 15 per 1000 verso Sacile. La linea ora si allontana dalle montagne ed entra decisamente nella pianura friulana. Torna su questa macchina, quella dietro, vedi? Torna su tutto il materiale che secondo me penso che sei. Viadotto di 30 metri sul torrente Artugna. Ci stiamo ora avvicinando al raccordo industriale Cimolai. Questo raccordo era protetto da segnali propri, ma ora con il dirigente centrale operativo inserito nel quadro di comando del DCO e pertanto i segnali non vi sono più. È lo stesso segnale di partenza di Budoia che protegge lo scambio del raccordo Cimolai. Ecco il raccordo industriale Cimolai. Segnale di avviso, tavole di orientamento, di passaggio a livello. Tutti i passaggi a livello ora, qui della zona di pianura, sono protetti da segnali. Ecco il segnale d'avviso, due verdi sovrapposti, avviso di via libera. I passaggi invece che non hanno un proprio segnale sono protetti dai segnali di partenza delle stazioni vicine. La linea ha ora il blocco automatico conta assi, con l'attivazione del DCO. Per attivare il DCO ci sono voluti 10 anni di lavoro, forse troppi, ma i tempi della burocrazia italiana sono questi. Ecco ora le tavole di orientamento del segnale di protezione di passaggi a livello, due verdi sovrapposti, via libera. Per costruire questo DCO sono stati spesi 10 miliardi. Il risultato è che la linea è ora un piccolo gioiello anche se sottoutilizzata e sarebbe perciò veramente criminoso chiuderla come ramo secco dopo aver speso tanto denaro per renderla moderna ed efficiente. Ecco tabella che identifica uno dei passaggi protetti.
tavole di orientamento di segnale d'avviso. Di nuovo passaggio a livello, avviso di via libera, due verdi sovrapposti. Ed ecco le tavole di orientamento del segnale di protezione di passaggio a livello. Questo segnale protegge anche l'importantissimo passaggio a livello con la strada Pontebana, strada di grandissimo traffico. Ecco il segnale due verdi via libera. Questa strada un tempo era protetta da un proprio segnale comandato da Sacile. Ora questo segnale è stato eliminato perché con il vecchio sistema per superare questi segnali uguali ai normali segnali occorreva tutta una complicata procedura di prescrizioni, mentre questi nuovi segnali di passaggio a livello hanno risolto il problema. Ed ecco il passaggio a livello con l'importantissima strada Pontebana. Ecco ora le tavole di orientamento dell'avviso di Sacile. E siamo qui alla fermata di Sacile San Liberale. E il nostro treno è uno dei pochi che non si fermano. Ed ecco l'avviso di Sacile, giallo-verde, avviso di velocità 30. La linea ora piega verso destra per affiancarsi alla linea principale Udine-Venezia. Ed ecco le tavole di orientamento del segnale di protezione di Sacile. Il treno frena per ridurre la velocità a 30. Il segnale rosso-giallo, via libera a 30 e avviso di via impedita. E siamo ora a fianco della linea Udine-Venezia e si ritorna sotto la linea aerea. In stazione proprio di Sacile si passa il fiume Livenza con un ponte di 24 metri. Il binario di corsa della linea pedemontana porta ad un binario privo di marciapiede, perciò per un treno viaggiatori è giocoforza fare la deviata. Ed ecco la deviata che ci porta ora al primo binario della stazione di Sacile. Termina così il viaggio del treno 6029 Gemona-Sacile e termina così anche il locorama della linea pedemontana.